Questa è una proposta che AIOM ha fatto, ma anche per sollecitare la cittadinanza a seguire degli stili di vita ottimali. D'altra parte noi come società scientifica sempre sottolineiamo la necessità che stili di vita adeguati siano importanti per ridurre l'incidenza dei tumori, quindi non fumare, un consumo non eccessivo di bevande alcoliche, attività fisica adeguata, eccetera. Fare una proposta del genere e mettere quindi delle tasse su tutto ciò che fa male potrebbe essere un incentivo a seguire stili di vita adeguati e potrebbe essere anche un modo per recuperare dei fondi che potrebbero essere destinati all'acquisto di farmaci utili per chi purtroppo si ammala di queste malattie.